Continuano gli sbarchi a Lampedusa, dove i primi 19, oggi oltre 600 migranti. Nella nottata altre 42 persone sono giunti nell'isola, nonostante il trasferimento di 115 ospiti. Nel centro di primissima accoglienza sono presenti oltre 630 migranti a fronte di una capienza di 250 persone. La squadra mobile di Trapani, i carabinieri del Rosso, hanno arrestato un tunisino di 33 anni, ricercato dallo scorso 9 gennaio 19 e ritenuto membro di un gruppo dedito al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dalle coste africane a quelle siciliane. L'uomo, con l'ausilio della Capitaneria di Porto, è stato rintracciato a bordo di una barca al largo delle coste di Marsala, insieme ad altri 20 migranti connazionali che sono stati trasferiti al CPR di Milo. Il ricercato figurava nell'inchiesta del ROS che ha condotto all'operazione denominata BIAD, nella quale sono coinvolti 15 componenti di un'organizzazione criminale che organizzava traversate e forniva ai migranti supporto logistico, investendo i proventi dell'attività criminale, un fiorente traffico di tabacchi lavorati all'estero, in proprietà immobiliare e nell'acquisto di imbarcazioni per le traversate. Intanto, in merito al naufragio di Lampedusa del 2013, commemorazione e appello del sindaco di Agrigento a nome della comunità agrigentina e mia personale, il sindaco ha deposto un mazzo di fiori nel cimitero di Pianegatta, che ospita 86 delle 368 vittime della tragedia di Lampedusa dello scorso 3 ottobre 2013. Sono 20.000 i morti che si sono contati dopo quel terrificante episodio. Continua il primo cittadino di Agrigento Miccichè. Lancio pertanto un appello all'autorità europea affinché episodi disumani come questo non continuino a perpetrarsi. Oggi, a nome della comunità agrigentina e mia personale, ho deposto un mazzo di fiori nel cimitero di Pianogatta che ospita 86 delle 366 vittime del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre del 2013. Sono 20.000 i morti che si sono contati dopo quel terrificante episodio. Pertanto, lancio un appello alle autorità europee affinché episodi disumani come questo non continuino a perpetuarsi.